Eder, Mech, Pallister. Indipendentemente dal fatto che uno sia in grado o meno allenato, allora non puoi fare quei 1000 chilometri, quei 1000 metri come ho descritto io stamattina. Eder, il discorso del giro in bicicletta, indipendentemente dal fatto che uno sia in grado o meno allenato, allora non puoi fare quei 1000 chilometri, quei 1000 metri come ho descritto io stamattina in 110 secondi, d'accordo? Quindi non puoi fare una media di 32 ed eventualmente la procura gli fa inforcare la bicicletta e gli fa fare quel pezzetto. Sarebbe la cosa migliore di tutti. Ora però il problema è un altro, è che la Corte di Cassazione asserisce che le celle telefoniche non valgono praticamente niente come prova, perché non è possibile stabilire dalle celle telefoniche dove uno si trovi veramente, perché purtroppo ci sono varie motivazioni, perché tu ti puoi trovare qui, le celle che hai sotto il naso sono piene e ti allacci a quella a 1 chilometro. Quindi, e tanto è vero che loro, se te leggi tutti i vari ispezioni di percorsi, loro dicono che solamente su 3 il telefono del Visentino è compatibile con il giro, per il resto loro non sanno dove si trova il telefono del Visentino, lo riescono a capire dalle celle, perché nei primi 4 giri in città la cella è sempre quella del laboratorio, anche se lui è a distanza di 2 km in linea d'aria, non è che sono 100 metri, lui dal laboratorio a Piazza della Borsa dove riprende gli orologi si trova a 2 km di distanza, eppure rimane sempre costantemente allacciato alla cella del laboratorio. E quindi loro cosa dicono? Loro dicono che poiché la data e l'ora sono immutabili perché comandati da internet, allora dice verranno i video. Capisci qual è il problema? Cioè loro come prova hanno i video, ma se l'ora e la data della GoPro possono essere inseriti manualmente ottenendo dei metadati falsi, te puoi riprendere il video oggi, in data ieri l'altro, quindi decade diciamo mezzo alibi. Poi mezze celle non tornano e se 2 più 2 fa 4 la conclusione è quella. Poi ti ripeto, c'è questa anomalia di questo percorso in 13 secondi che mi dicono vabbè, forse avrà sbagliato il poliziotto in quella della Villa Bonomea, ma non è possibile. E allora togliamo la Villa Bonomea, facciamo dal ponte ferroviario, come ho fatto vedere io stamani, o come ti ho mandato a te, all'incrocio con la via dei Campeggi. Sono 2 punti incontrovertibili, cioè non si possono mettere in nessuna discussione e lui non li può fare a 32 all'ora. Questo è un dato di fatto. Poi c'è anche il trasferimento della via Bonomea che lui fa in 23 minuti senza video riprendere, anche quello è un tratto impossibile. Cioè io parlo da ciclista, cioè da uno che fino a 3 anni fa faceva, prima del Covid, 25.000 km l'anno. Io ho scalato le salite di tutta Italia, capito? Cioè non ti sto raccontando una cosa per un'altra, per cui a me il discorso del GoPro non mi è mai andato giù, solo che fino a che non mi sono reso conto che la data e l'ora potevano essere immessi come volevi, e io l'ho fatto vedere più volte nei miei video, e non ho capito, io ero convinto anch'io che la data e l'ora non potessero essere cambiate, ma non è così, capito? Non è così, e quindi questo è il dato di fatto, e la novità. La novità è che non ne parla nessuno, come te ben vedi, perché a parte l'Elaria Mura, che ha praticamente l'ingegnere reale, che addirittura mi ha fatto anche complimenti personali per il lavoro che ho fatto della GoPro, capito? Però tu dici, l'Elaria Mura mi ha cercato, hanno capito, hanno voluto fare un servizio un po' che potesse essere capito dal grande pubblico. Se lo facevano un po' più tecnico forse era meglio, però non lo capiva poi il grande pubblico. E hanno fatto una via di mezzo e hanno lanciato il sasso, capito? Perché il giro delle pescherie già traballava e le 3 ore di assenza dal laboratorio fanno traballare tutto ancora di più. Ci sono quei consumi elettrici, sono consumi farlocchi, perché non sanno neppure cosa c'era allacciato, perché se te ci allacci una lampadina da 100 watt ti consuma 0,1 kW, ma se te ce l'allacci al LED ti consuma 10 watt, quindi 0,01 kW, e se te non sai cosa c'è attaccato non lo puoi sapere. Non sai se la mola che aveva assorbiva 500 watt o 3000, capito? Quindi può aver messo un timer, può aver fatto cosa gli pare, cosa gli è parso. Poi ti ricordati che lui della GoPro e del giro in bicicletta ne parla esclusivamente il 14 di gennaio. Prima non gli viene mai chiesto e mai dice cosa ha fatto la mattina del giorno 14.
non gli viene chiesto in questura, lui dice ho fatto delle incombenze in città. Il 15, quando ci ritornano, non gli chiedono nulla e lui non dice nulla. Il 23, quando sequestrano i cellulari, non dice nulla e non gli chiedono nulla. Il 5 gennaio, quando va per quella famosa telefonata VIP, non gli chiedono nulla e non dice nulla. Lo dice il 14. Quando va il 14, gli dicono cosa ha fatto lei quella mattina, gli chiedono. Guardi, ho fatto il giro delle pescherie. E questo giro com'era? Ah, non me lo ricordo, vediamolo un po' dalle celle telefoniche. Poi dopo sono stato al laboratorio. E la linea dati come mai non c'è per 3 ore? Non lo so perché lo tengo staccato, qui là sopra e sotto. Poi il giro della GoPro che giro ha fatto? Non me lo ricordo io, però vi porto qui i filmati che ho sul telefono. Loro la GoPro non la vedono nemmeno. Gli chiedono e l'ora e la data e questo dipende da internet. E allora il poliziotto scrive, vabbè, allora abbiamo verificato che l'ora è quella di internet, quindi i video della GoPro sono Vangelo. Ma non è così, capito Eder? Non è così. E i Chiorboni non riescono ancora a capire questo. Capito? Che comincia a dire, allora, la GoPro non si sa cosa è successo quella mattina, al laboratorio non si sa perché sei introvabile, allora cosa è combinato quella mattina? Non è che lui abbia ammazzato la moglie, per amor di Dio, però si può essere dileguato perché sapeva cosa è successo, tutto qua, capito? Staremo a vedere, dai. Ciao, grazie Eder, ciao. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.